presepe che apre il cuore. RDL Academy torna in scena per Natale. A Santa Margherita Ligure la compagnia di Rimini, fondata dal regista Carlo Tedeschi, si esibisce al convento dei frati Cappuccini con il musical Greccio, Notte di Natale 1223. E ho fatto del presepe vivente un musical. Il titolo è Greccio, Notte di Natale 1223, e cioè quando San Francesco, difatti siamo in un convento di francescani, quando San Francesco dà vita al primo presepe vivente. E dunque lo spettacolo narra appunto di questo fatto straordinario. Probabilmente se non ci fosse stato il Santo Francesco, questo ragazzo pieno di vita, di passione per Cristo e per la nascita di Gesù, probabilmente forse non avremmo neanche i presepi nelle nostre case. Si tratta di un progetto di aggregazione giovanile volto a diffondere pace, amore e fratellanza attraverso l'arte della danza, del canto, della musica e del teatro. Siamo anche qui a Santa Margherita da pochi mesi, solo da settembre, e sono già 120 gli allievi che frequentano questi corsi all'interno dei locali del convento dei frati Cappuccini. Al piano terra si sono stati adibiti alcune delle sale proprio per essere frequentate dai bimbi a partire dai 3 anni fin su, ed è una bellezza vedere ripopolato questo convento proprio dai giovani del luogo, giovani che oggi anche in questo presepe vivente in musical partecipano a queste rappresentazioni, si sono già inseriti insieme ai professionisti. San Francesco, proprio la notte di Natale del 1223 a Greccio, insieme all'amico Giovanni, diede vita al primo presepe vivente, istituendone così la tradizione. Nel musical Francesco farà rivivere la notte di quel Natale, mentre l'angelo parlerà al cuore degli uomini, determinandone una conversione di vita. Lo spettacolo è un modo per rivivere lo spirito e il profondo significato del Natale attraverso gli occhi e la spiritualità di San Francesco. Lo potrete vedere ancora nelle ultime 3 rappresentazioni, il 4 e il 5 e il 6 di gennaio 2025, nell'anno nuovo.